Tenta fortuna col Singano. Scegli tua carta. Come amo Alessia quando non è qui con me. Ma ridendo e scherzando, deve essere un po' uno dei segreti della coppia, no? Perché secondo me mantenere un attimo le distanze, no? Creare questa abitudine, no? Dove magari ci si trova un po' come quando eravamo teenager, no? Sai che ci si trovava magari agli inizi una volta alla settimana, nei weekend, no? E non dico di vedersi una volta alla settimana, però ragiono un attimo a tutto il processo che ci sta dietro, no? Ti ricordi? Noi, quando vivevamo quei momenti romantici, felici e spensierati, avevamo i nostri cazzi durante tutto il normale andazzo della settimana, no? E poi al fine settimana ci trovavamo con l'amata o con l'amato, no? E quindi durante questo normale andazzo della settimana noi avevamo tutte le nostre rotture di balle che tenevamo per sé, no? E risolvavamo e assegnavamo al weekend, passami il termine, anzi al fine settimana, perché mi stanno sul cacchio tutti questi termini anglosassoni, alla persona amata, ossia l'idea di vado a star bene, vado a creare un qualcosa di positivo, a fare qualcosa di bello, no? Hai capito? Quindi c'è questa separazione tra quotidianità e rotture di coglioni e piacere, fine settimana, cioè lo mettiamo fuori dal recinto, no? E ci diamo le giuste cose che vanno date, no? Quindi allegria, spensieratezza, i nostri problemi, le rotture di balle del lavoro e quant'altro ce le teniamo per noi, insomma, hai capito? Ma così anche le conseguenze di tutte queste rotture di balle, quindi lo stress, la depressione, eccetera, no? Perché poi è un po' la formula della magia del sabato sera, no? Poi tutto svanisce, no? Quindi poi rinizia un po' una nuova vita che dura quel giorno o due. E così, secondo me, mi ero dimenticato l'olio nelle pappe del CP. Secondo me dovremmo fare o provare a fare, no? Non è neanche proprio tutta mia questa osservazione, o meglio, ho avuto modo di ascoltare, osservare le spiegazioni, i racconti del nostro caro buon Tiziano Terzani, che purtroppo non c'è più. Era un giornalista italiano, un gran pensatore, filosofo, un uomo di mondo molto acculturato, che quindi di tutte queste culture, di tutte queste visioni degli insiemi, no, e di singoli elementi ha fatto un po' da imbuto, incanalatore, e ci ha donato questa sua reinterpretazione delle 1000 esperienze. Tra queste 1000 esperienze c'era anche proprio la vita di coppia. Lui con sua moglie, per carità, magari era un po' Singano e Orso anche lui come me, no? Teneva sempre queste lunghe separazioni, queste lunghe distanze e poi anche questi lunghi avvicinamenti. Quindi lui diceva sempre, cosa che diceva? Una cosa tipo grandi attaccamenti e grandi distanze, una cosa del genere. Comunque il concetto è quello. È importante coltivare i propri spazi, non solo, anche a volte banalmente pensiamo per avere un qualcosa da raccontare poi, no, al partner, perché voglio dire, se vivi la vita sempre assieme, no, è un po' come quella gag che ho visto su YouTube, no, di quelli che si sono incontrati poi su Tinder, cioè si erano raccontati virta morta e miracoli in chat, una volta dal vivo non sapevano che cazzo dirsi. Un po' è la vita, è la realtà, la quotidianità che vivi, e pertanto, cioè, avere sempre sta persona, no, a fianco tutti i giorni, tutto il giorno, che cacchio gli racconti, ma soprattutto che cacchio ti confronti con questa persona, ok? Quindi che emozioni, che esperienze scambi con questa persona. Niente. E non è solo una questione di scambio di racconti, scambio di esperienze, ma è anche una questione di scambio di personalità, perché voglio dire, se tu non hai la possibilità di avere i tuoi spazi, i tuoi ritagli, il tuo tempo, la tua vita, non hai neanche la possibilità di vivere, di accrescere, di migliorare, di abbellire, tra virgolette, non fisicamente, te stesso, hai capito? Quindi cosa puoi offrire al mondo, all'altro, al tuo partner? Quindi i ritagli per sé servono anche a creare il sé. Ciò, questo non vuol dire che t'ha da abbandonare a moglie, mi raccomando che non mi ciapo anche a denunce. È un'ottimizzazione del tempo
della tua vita. Ma in ogni caso è assurdo come il mio cane riesca a contenere tutte quelle scoregge, cioè voglio dire, è così il cane, cioè